Domenica vissuta all'insegno di tanti incontri di calcio in provincia ma anche fuori che hanno visto protagoniste le squadre impegnate nell'appuntamento per la disputa delle partite di ritorno di Coppa Italia nelle serie Eccellenza e Promozione. Tra quelle maggiormente di spicco quella disputata tra il Canicattì e il Licata, finito con uno 0-0, che permette però al Canicattì di superare il primo turno di Coppa grazie al risultato maturato nella gara di andata 2-2. Ugualmente accade per il Pro Favara che vince nettamente sul Mussomeli per 3-1, con 2 reti segnate da De Francesco, uno da Contino sul rigore e l'altra da Fanara, che permette così la qualificazione al Pro Favara al secondo turno. In promozione la Libertas Racalmuto batte la Gattopardo di Palma di Montechiaro per 3-0, passando quindi il turno e qualificandosi. Il risultato dell'andata aveva visto terminare l'incontro per 1-0. Libertas Racalmuto allenata da Vincenzo De Caro che ha dominato letteralmente la partita. Le reti sono state segnate da Cosma al 16 al 51esimo e l'altra da Valente al 47esimo. Altra partita che ha visto protagonisti i 2 squadre agrigentini sono il Casteltermine e il Camarat. Termina per 1-0 come all'andata. Quindi si va ai calci di rigore, un bello spettacolo a vederli, con 13 tiri in totale, tirati dall'area piccola, che hanno visto trionfare il Camarat, portandolo quindi al passaggio del turno. Il Camarat ha realizzato ben 7 calci di rigore contro i 6 portati a termine dal Casteltermine, che spreca così la possibilità di andare avanti. I rigori sono stati tirati e realizzati da Morello, Argento, Nuccio, Moscato, Vaccaro che lo para, Piazza che lo tira fuori, Falcone, Mangiapane, Valenti, Savarino, De Marco, Di Marco, Scalisi, De Luca che viene parato, Vaccaro fuori porta e Greco e Spinello che prende una traversa.